È inutile che... fatemi un segno, datemi un... Aveva acceso la luce, non l'ha vista la luce accesa. On air, datemi un segnale, io sto facendo altre cose, sto studiando. Ma che studi? Sta facendo le parole crociate. Scusa, sta studiando, scusi. Sto studiando perché dovremmo fare anche delle canzoni, ecco, lo dico gentile pubblico, non solo a voi, lo dico soprattutto allo Bue che si infervora. Certo, qui chiaro, c'è da studiare i pezzi, fare canzoni e quant'altro. Poi ci sono anche delle parti stasera quasi diciamo teatrali, adesso non vorrei svelare troppo. Non sveli troppo, Mao, perché non sveli troppo. C'è un'aria di melodramma, ho sentito dire, però non sveliamo troppo, l'unico arcano che non riusciamo a tenere nascosto è che manca sempre Freedom. Freedom viene solo per mangiare. Non è vero, ha telefonato e è rimasto imbottigliato nel traffico. Ah sì, va bene. Allora, ma come in bicicletta e rimane imbottigliato? Ma forse perché ha bucato, forse. Ma può darsi, noi ci auguriamo che presto arrivi, però oppure intanto... l'ha trattenuto dove era. Può essere. Magari. Ecco, diciamo che per questa diretta non c'è mai. Non c'è quasi mai. Però arriva, quando è ora di mangiare viene. Quando è ora di mangiare invece... No, e resta anche dopo, diciamo, poi ci sarà per roba forte che ricordiamo. È vero. Stasera comincerà, insomma, intorno sempre a quell'orario 21:30-22. Ecco, spieghiamo più perché 22, noi facciamo quest'anteprima. Noi facciamo quest'anteprima per ricordare al pubblico, per invogliare ancora gli incerti, gli indecisi a fare un salto qui al Boffi, birrificio dell'officina ferroviaria, via Germaniano. Che via Germaniano? È Corso Sommelier. È Germaniano Sommelier, che sarebbe Germano, però vabbè. Germano è il nome di battesimo. È Germano, è Germano. Allora, lei ha detto che è Germaniano, dove ho lo showroom io. È vero, io mi confondo. Allora, via Corso Sommelier, Germano Sommelier, numero 12, c'è il Boffi, questo birrificio che oltre a assistere a questo spettacolo, a questo varieté, a questo... Ha detto bene, dottore, questo varieté. Varieté, a venire a vedere come si sente la radio, ecco, non solo ad ascoltare, ma a vedere anche come si compone un programma radiofonico come è roba forte ormai. Da tanti anni potete venire qui e approfittare perché qui si mangia, si beve e c'è anche lo spettacolo. Esatto, e poi se vogliono riascoltarsi il lunedì dalle 16 alle 18 e la puntata viene trasmessa su Radio Flash 97.6. Ecco, abbiamo anche quindi non solo questa diretta qui video qui con il pubblico presente, ma ci sarà anche la cosiddetta replica e poi un'anteprima per chi ascolta la radio il lunedì. Esatto. Con replica il sabato perché viene diciamo di questo brodo qui, di questo maiale non si butta niente, si fa pure il brodo. Al limite una gallina. No, però dottore, io mi sono anche arrivati dei messaggi, gente voleva sapere se questa sera daremo, come dire, delle delucidazioni, spiegheremo meglio questa cosa delle 5 giornate, che comunque ho sentito le 5 giornate di barriera, era un po' non era uno scherzo, diciamo, era uno scherzo. C'è la gente che si è preoccupata di queste 5 giornate di barriere di Milano. Perché poi adesso arriva il ponte, quindi molti mi chiedono anche, ma veramente... Allora, non sono un tentativo di golpe, una sollecitazione popolare, un sollevamento popolare, non sono delle schermaglie, un fatto cruento, una sollevazione, ma è un'iniziativa dell'azienda di turismo e soggiorno di Barriere di Milano. Qui Cascalasi. Venite di noi a per trascorrere... il ponte di Pasqua, se non ho capito male, sarebbe, no? Per il ponte di Pasqua, ma quello della barca o quello di Corso Vercelli? Ecco, venite numerosi, questa è un'iniziativa 5 giorni dedicati alla visita del quartiere. Bellissimo. Io pensavo che invece stasera dovevamo festeggiare la primavera che è appena arrivata. Anche festeggeremo la primavera, poi ci sarà oggi è la giornata mondiale dell'acqua e nessuno più di allora noi si vada a buttare sul po'. Nessuno più di noi può parlare d'acqua perché noi facciamo acqua da tutte le parti, quindi voglio dire è chiaro. Poi ospiti che io vi devo dire, l'unica cosa che mi piace anticipare di questo, come lo vogliamo chiamare questo? Quest'anteprima, aspettando, volevo dire aspettando roba forte. Un aspettando, mi piace di più. Tanto per cambiare, no? Ecco, mi piace questo aspettando. L'unica anticipazione che faremo è l'ospite, è sull'ospite. Ecco, anche perché è un po' misterioso l'ospite di questa settimana. No, non è tanto misteriosa quanto è
oltre a essere mio amico è anche collega, perché ne abbiamo fatti di tutti i colori insieme e tante ne faremo quindi, ancora. No, non è un politico. Quando io ancora mi occupavo di spettacolo. Perché lei ha fatto il percorso al contrario, di solito. Ecco, esatto. Dalla politica è passato allo spettacolo, adesso si fa più facilmente il secondo, dallo spettacolo si va in politica. Si va in politica. Invece lei sempre in direzione ostinata e contraria. Sempre contraria. Diceva, ecco, uno che ne sa forse un po' più di noi. Va messi insieme anche. Ecco. Quindi è un ospite gradito, stiamo parlando di un performer, Danilo Novaira, detto possiamo dirlo, il maestro Laigueglia, che farà delle... Come il maestro? Laigueglia. È quello che ha parato le cozze lì. È vero, allora sentiamo, questo è direttamente... com'è bella il mare a Laigueglia oggi. Se la smetti di interrompere ogni volta, di fare poi le cose renderle pesanti. Era per essere sicuro io, perché non sapevo. Ecco, allora l'unica cosa che anticipiamo è questo grande ospite, Danilo Novaira, e il resto invece è tutto si anticipiamo cosa farete con questo ospite? Non ci dice niente. Parleremo della sua carriera professionale e faremo anche delle performance. Lei vuole e lei mi fa dire le cose, ma allora Mauro, non si può. Lei è ficcanaso, diciamo, ma è troppo ficcanaso. Ma è perché la gente vuole sapere, vero? La gente vuole anche l'incognite, noi gliene diamo tanti, è chiaro. Tutte le sere. Va bene, allora cari amici, vi aspettiamo numerosi questa sera e vi abbiamo dato parte degli ingredienti di questa torta. Venite a gustarla a partire dalle 9:30 qui al BOF, il birrificio delle officine ferroviarie. Se volete mangiare, chiaramente vi aspettiamo prima, ma ceneremo insieme e poi partiremo con l'appuntamento con il nostro Varieté radiofonico. Ecco. Lei mi sta... No, oppure voleva canzonare sul finale, non lo so. Vuole fare un canzonanto. Ma un canzonare. Ma di cosa vogliamo canzonare, Mao? Perché la gente... da noi canzonati. Come preferisci? Se no non canzoniamo, andiamo via la chetichella anche. Ma non so, se lei faccia un accordo, vediamo. Questo era un re, le piaceva col valzer, visto che parlava del pubblico. Il giudice davvero non sapeva cosa fare, non li doveva cambiare, no, però mi deve venire. Ma allora mi sembra ci da prima. Non lo deve dire prima, allora voglio fare 4 minuti. Volevo fare il giudice di Franco Bulgarelli, un pezzo bellissimo. Non l'ho mai sentito. Non l'ho mai sentito. No. Bulgarelli è quello che giocava nel Bologna. Non faccia lo spirito, lasci stare. Anch'io conoscevo questo allora, non so, io posso prendere qui. Forse si è confuso lei. Vediamo, vogliamo fare un alleluia? Come lo vuol fare? In 4 o in 3? Perché si può fare anche... Va bene così, lasciamo perdere adesso alleluia, perché siamo vicino a Pasqua. Siamo vicino a Pasqua. Certo, perché la prossima settimana è la settimana santa. Vogliamo fare One? Vuol fare One? Va bene, questo è il suo canzoniere di quando faceva spettacolo. Sì, io le ho tutte. Vuoi fare Polly? Smelt Like Teen Spirit. Sì, lei faceva anche Nirvana, è chiaro. Mi piacciono le sbarbine, è quello che vuol fare. Quello che vuole. Amore che viene, amore only the lonely. C'è tutto. Vi aspettiamo questa sera numerosi. Faccia solo un only the lonely, almeno all'inizio. Queste le sbarbine. No, così mi veniva più comodo. Allora, vediamo. Vediamo, dai. Mi piacciono le sbarbine. Yeah. Mi piacciono le sbarbine. Yeah. Mi piacciono le sbarbine. Vabbè, l'abbiamo capito. Qua c'è scritto 3 volte. Non posso farci niente. No, ma proviamo. Brutta figura, abbiamo fatto una pessima figura. Stasera sarà meglio. A stasera, a dopo.